prende forma il riassetto complessivo del nodo ferroviario di Udine con la posa dei nuovi binari tra il posto Movimento Watt e Bivio Cividale, riconosciuto come sistema che necessita di intervento prioritario poiché costituisce un collo di bottiglia sul corridoio Baltico-Adriatico. Il riassetto del nodo ha ottenuto uno stanziamento nel decreto del fare con una prima tranche di 10 milioni di euro. Ad assistere ai lavori l'assessore regionale ai trasporti Maria Grazia Santoro, che ha avuto modo di toccare con mano i progressi di un cantiere avviato in tempi definiti e eccezionali e che al ritmo della posa di 600-700 metri al giorno di armamento si concluderà in tempi altrettanto stretti. A lavori ultimati la linea di circonvallazione di Udine avrà 3 km in più di nuovi binari e soprattutto consentirà di deviare buona parte dei treni merci sulla circonvallazione esterna, evitando così il passaggio dei convogli diretti al valico di Tarvisio tra Udine Centrale e Watt e permettendo un minore impatto visivo e acustico nel tessuto urbano interessato dai tracciati. L'assessore Santoro ha ringraziato RFI per aver avuto una spiccata capacità operativa e di risoluzione delle problematiche. Questa è stata la marcia in più che ha consentito di avviare in tempi record il cantiere. Il sopralluogo ha permesso di valutare i lavori di una delle fasi in cui è articolato il progetto di riassetto del nodo di Udine, che sarà completabile quando saranno confermati dal governo i 60 milioni di euro necessari. Al termine della fase di posa del nuovo binario, di inserimento di una comunicazione e di un deviatoio sulla radice lato Udine, di adeguamento degli impianti di trazione elettrica, di segnalamento e degli apparati di cabina, di piazzole e di gestione in sicurezza della marcia dei treni, potrà partire la fase che consentirà il completo spostamento dei treni merci.